Gentili amiche, buon pomeriggio. Oggi in questo video vi mostro degli addobbi che si possono trasformare anche in dei deliziosi regali. Vi faccio vedere qualcosa. Sono dei dolcissimi ciondoli, tutti in filato salmone con lurex e oro. Questo è un alberello tutto tempestato da perline con la sua stella. Questo è un alberello di Natale, un altro ciondolo, sempre alberello di Natale, altri ciondoli ad alberello di Natale, questo tutto in verde, anche questo un alberello di Natale da appendere nell'albero. Ma vi faccio vedere anche dei ciondoli che si trasformano in dei regalini molto particolari. Questi ciondoli versione floreale si trasformano in delle spillette. Basta sfilare questo cordoncino dall'anellino. Sfilando il cordoncino si trasforma in una spilletta da mettere su un cappotto, da mettere su un maglione, molto particolare. Oppure un delizioso ciondolo in tema natalizio, tutto glitterato, tutto in lurex, oro e salmone. Un altro ciondolo, sempre sullo stesso genere, sempre floreale, però a coccarda. Abbiamo un filato bianco e lurex oro, salmone e lurex oro e oro. In questa versione c'è appeso un angioletto che però è staccabile, quindi staccando abbiamo solo la coccarda, con l'angioletto diventa una spilla molto particolare. Basta sfilare il cordoncino come nell'altro ciondolo e diventa una spilletta. Staccando l'angioletto, una coccardina da appendere in un cappotto come una spilla da mettere su un fasciacollo, un foulard, uno sciarpone, oppure con il suo angioletto un ciondolo, un delizioso ciondolo, pensierino molto particolare in tema natalizio, anche in versione bianca e oro, una spilletta che si può trasformare sempre con il suo cordoncino in un ciondolo molto particolare. Sono delle spille uniche perché non ripeto mai la stessa spilla, lo stesso disegno, non ripeto mai due volte, quindi ne esiste una sola. Di quelle che avete visto ne esiste una sola. E infine concludo con questo dolcissimo addobbo di Natale. Guardate che particolare, una semisfera tutta uncinetto in bianco e oro, con all'interno una natività tutta realizzata a mano dall'artista Anna Albano in polvere di alabastrino e dipinta a sua volta, anche tutta dipinta a mano. Una dolcissima natività per un dolcissimo addobbo. Guardate che particolare, che originale, da appendere all'albero. Vedete, con il suo cartoncino della mia amica, con la descrizione di come è realizzato la natività in alabastrino, dentro questa nuvola di lana bianca e oro. Appesa nell'albero fa la sua figura, originalissima, anche questa inventata da me, e quindi ne esiste solamente questa versione da me inventata. Cari amiche,
Ci vediamo al prossimo video. Grazie.